Che cos'è H27? Quali sono gli obiettivi di questa nuova strategia? H27 è un acronimo, sta per OMS 2027, l'anno in cui entrerà in funzione questa nuova riorganizzazione. E non è solo un progetto industriale, ma è una propria evoluzione del gruppo. La fine di un percorso che vede coinvolti tutti e 5 gli stabilimenti, è una riorganizzazione profonda del processo produttivo. Va a coinvolgere 120.000 metri quadri di coperto. Che cosa vi ha portato a maturare questa esigenza di cambiamento? È un'evoluzione di un'azienda moderna in grado di competere con una riduzione dei costi, miglioramento del rapporto con l'ambiente e miglioramento del rapporto con i propri collaboratori. Che vantaggi e quali opportunità vi aspettate porti H27 sia verso i clienti sia all'interno verso i vostri dipendenti? Grazie allo snellimento della struttura e dei processi crediamo di creare delle economie utili per migliorare il rapporto qualità-prezzo dei nostri prodotti che realizziamo per il canale casa e contract. Parlavamo di miglioramento del rapporto con l'ambiente. Abbiamo fatto una scelta su tutte: l'utilizzo del cartone come unico materiale per il rivestimento dei nostri colli, ma anche per le protezioni agli urti degli stessi. Questo sarà possibile già da settembre e abbiamo quindi così deciso di eliminare completamente tutta la plastica e il polistirolo che ora utilizziamo. Ridurremo i trasporti grazie all'ottimizzazione degli stessi e a tutti gli effetti inquinanti ad essi connessi. Aumenteremo la capacità produttiva senza ricorrere alla costruzione di nuovi capannoni. Ridurremo i costi di energia elettrica grazie all'impiego di tecnologie di ultima generazione e godremo quindi delle migliori tecnologie oggi disponibili al mondo. Ma impiegheremo anche energia green grazie all'utilizzo di oltre 2,4 megawatt di energia che i nostri pannelli fotovoltaici producono. Ma per noi questo ha anche un significato di stabilizzazione dei costi energetici, visto proprio quanto in questi ultimi anni questo tipo di costi si sono dimostrati così instabili. Vogliamo creare un ambiente dove tutti i nostri 420 collaboratori, ma anche tutti coloro che vorranno far parte della nostra squadra, trovino equità e stimolo per mettersi in gioco e per dimostrare i propri talenti. Vogliamo migliorare il rapporto casa-lavoro e vogliamo un'azienda capace di ascoltare i clienti e veloce a cambiare. Sì, una riorganizzazione della governance, come dicevamo, ma è sostanzialmente un'evoluzione che resta nel solco della continuità. Ci piace pensare ai valori che ci ha tramandato nostro padre: determinazione, perseveranza e conoscenza. Solo così avremo un'azienda capace di guardare al proprio futuro con fiducia.